Rivelazioni del demonio ad un esorcista. Il giudizio di Dio sarà terribile per coloro che moriranno senza pentirsi. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di quanto rivelato dal demonio ad un esorcista, padre Erich Krauser, nel 1984. Chiaramente dietro ordine dell'esorcista, perché il demonio non rivela nulla di quanto possa aiutare gli uomini a liberarsi della sua azione malefica, però dietro l'ordine dell'esorcista che gliel'ha ordinato in nome di Dio, ha dovuto per forza parlare. Ecco quanto il demonio ha rivelato. Quante donne e quanti uomini oggi, per la superbia della carne, mostrano in maniera provocante il loro corpo, senza pudore, senza disagio, con la più grande naturalezza, fingendo di non rendersi conto che stanno provocando scandalo a tante persone e favorendo così la propria e l'altrui rovina eterna. E quante persone, quanti bambini soprattutto, sono portati a guardare coloro che si mostrano con malizia. Guai a chi pecca e fa peccare in questo modo. Sono costretto a dire che una donna ed un uomo che non sono vestiti correttamente talvolta peccano senza esserne pienamente consapevoli, ma non per questo possono essere considerati senza colpa, perché genitori, sacerdoti ed educatori almeno qualche volta hanno parlato a queste persone del pudore. E anche se le persone non fossero state educate in questo senso, è la loro coscienza che dovrebbe gridare loro che un certo abbigliamento diventa provocazione e tentazione, perché li vede vestiti in maniera così poco decorosa. E così, quando queste persone si ostinano a ignorare questo, e molte persone sono indotti a pensieri peccaminosi solo per il fatto di guardarli, queste persone che si esibiscono così senza pudore diventano facilmente vittime della passione della carne e ciò li porta a peccare gravemente. L'alta, il demonio qui si sta riferendo alla Vergine Santissima, l'alta a Fatima ha raccomandato: vestitevi decentemente, imparate da me. Ma ora basta, non voglio parlare. Dinanzi all'incalzare dell'esorcista, che gli ordina in nome di Dio di continuare a parlare dicendo solo la verità, il demonio che dice di essere Belzebub prosegue: davanti a Dio l'umiltà è il più bello ornamento. Questo l'ha detto lei, l'alta. Lei disse anche: molti vanno all'inferno per il peccato di impurità. Coloro che mostrano senza pudore il loro corpo vanno all'inferno non solo quando si scoprono in modo sconveniente, ma fin da quando nella loro mente si propongono di fare questo. Il volersi affermare non tanto con la bellezza dell'anima, cioè con le virtù, ma con
il fascino del corpo è già una colpa. E quanto è diffusa questa colpa e quanto è sottovalutata. Quanti uomini e quante donne diventano dei tentatori l'uno per l'altro. Io, Belzebubo, sono stato costretto a dirvi questo, ma non ne voglio più parlare. Nuovamente l'esorcista ordina al demonio perentoriamente di continuare, per cui il demonio prosegue. Quanti uomini e quante donne oggi creano danni irreparabili nelle anime di molte altre persone, per cui se pentendosi in tempo riusciranno a salvarsi, in purgatorio dovranno pagare amaramente questo loro peccato, bruceranno in tutte quelle parti del loro corpo che hanno spudoratamente scoperto. I loro torbidi pensieri di oggi e il loro insano e ostinato desiderio di apparire o di provocare daranno vita per loro a un'atroce tortura. Se poi non si convertiranno, bruceranno per sempre all'inferno. La loro pelle. E a questo punto il demonio inizia a gridare: no, io non voglio parlare. L'esorcista gli impone di concludere il pensiero e il demonio continua. La loro pelle si staccherà a brandelli e cadrà. Allora saranno davvero carne nuda, carne sanguinante, se non si saranno pentiti, amaramente pentiti finché erano in tempo, se non avranno espiato per quanto hanno rovinato in altre anime. Questo ve l'ho dovuto dire, ma ora non voglio più parlare. Esortato dall'esorcista, il demonio è costretto a continuare a parlare e parla del giudizio a cui ciascuno di noi andrà incontro dopo la morte. Dice il demonio: il giudizio dell'Altissimo sarà tremendo. Non si compirà come, con faciloneria, tendete a raffigurarvelo voi uomini. L'Altissimo non sarà come un nonnino indulgente che, fatto qualche benevolo rimprovero ad alcuni, magari col sorriso sulle labbra, alla fine prende tutti sotto il suo manto dicendo: venite tutti, figli miei e miei sacerdoti, venite nel regno preparato per voi. Indipendentemente da come avete vissuto, io vi voglio tutti salvi, perché sono un Padre misericordioso. Qui avrete gioia e sarà gioia per sempre. No, no, non è così che andrà il giudizio, ma in modo spaventosamente diverso. Molti si sentiranno dire, come ricorda il Vangelo: via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato. Basta, io non voglio più parlare. E l'esorcista lo esorta a dire la verità fino in fondo e il demonio prosegue. E molte persone
saranno scaraventate nell'inferno, in quelle fiamme che noi stessi, angeli ribelli, ci siamo preparati quando ci siamo ribellati a Dio e in cui cerchiamo di fare il possibile, di trascinare anche voi, uomini peccatori. Ma ora basta, basta torturarmi, non farmi più parlare. Ho detto abbastanza.